Buongiorno a tutti. Dunque oggi provo a cercare la grotta del Disertore che si trova qua su, vicino al CAI 985, più o meno nel tratto che interseca la strada asfaltata che dalla Madonna del Monte porta sulla Bornase. L'altra volta col mio amico siamo passati avanti per andare in cerca della grotta del Fornon, tralasciando appunto la grotta del Disertore, di cui io non conosco esattamente la posizione, ne ho solo una vaga idea. So che è un po' difficile trovarla, l'avevo già cercata anni fa, cercando di percorrere il sentiero che porta alla grotta, ma non sono riuscito ad arrivarci. Basta, andiamo su, cominciamo la strada perché abbiamo ancora un po' di salita. Avevo una mezza idea anche di provare a fare i sentieri in salita invece che la strada asfaltata, ma ho paura che non ho abbastanza tempo. Potrei fare quel sentiero lì in salita. Proviamo. Qua in fianco abbiamo il 985 che abbiamo fatto l'altra volta. E qui a sinistra, tra poco, ci dovrebbe essere il sentierino di taglio che ci porta sulla forestale che poi raggiunge il ponte delle Cune. Questo è il sentierino di taglio. Wow! Proviamo. Bene. Qua si dovrebbe sbucare sul CAI 985, quello che abbiamo fatto l'altra volta in salita. Ecco fatto. Qua c'è la prosecuzione del CAI 985 e qui una delle vie che possono portarci verso la grotta. Interessante è anche l'altro sentierino che non è in mappa, ma per il momento provo a fare questa qui, che è quella nota che ho già fatto una volta, a circa 400 metri dalla strada asfaltata, su per questa mulattiera molto scassata e ripida, con pendenza intorno al 20%. Dovremmo essere già quasi in sommità. Allora, niente di buono, questo continua su fino al CAI 985. Ora provo a vedere qui se c'è qualche imbocco, qualche accenno di sentiero. No, solo tracce animali, forse non si nota, ma qua è a strapiombo, non per niente sarà sta proprio la grotta del Disertore. Qui bisogna abbassare un po' la pressione per dare un po' più di morbidezza al copertone, però avendo le camere ad aria, appunto, se batto col cerchio foro immediatamente, cosa che poi tra l'altro mi è già successa più volte. Devo limitare la velocità, anche perché rimbalzeranno tantissimo i copertoni con la pressione attuale, quindi stiamo attenti. Qui dovrebbe esserci forse anche un'altra entrata. Ah, eccola. Do un'occhiata. 58 metri in quella direzione. E là. Dovrei essere vicinissimo alla grotta. 30 metri. Adesso sembra scendere, però non è molto agevole. Questo tratto è veramente una merda. Wow. Qua vedo già dei conglomerati. Oh, eccola, credo sia questa. Non so mica se sta qua. Anche qua ci sono degli antri. Magnifico, bellissimo, inquietante. Questi macigni sono franati giù da là. Dunque se decide di franare qualcosa adesso se ne fregai.
qua è stato scolpito. Guarda cosa c'è qua. Questa è la scritta che deve aver fatto il disertore, credo. Guarda che posto, magnifico comunque, impressionante. Sto posto è veramente impressionante. Se lui ha vissuto qua per molto tempo, credo più di un anno circa. Guarda qua, adesso l'ho notato. PC, poi sembra un 1, un 6, una X, e qui non saprei dire, è molto eroso. Anche qua ci sono M, bisognerebbe venire con qualcosa per... Guarda qua anche, troppi spini. Oh, no, l'ho trovata, è questa. L'ho trovata. È questa qui. Guarda, muretto a secco. Eccola il segno. Dobbiamo entrare. Ah, un bel antro però, Qua è dove si tenevano le munizioni. Ah, c'è stato anche il nostro amico che va a grotte, Yin e Yang. Però tutto questo è conglomerato in gran parte. Ora provo un attimo a salire di qua per vedere se c'è sentierino. Oddio, se questo è il sentierino è molto brutto, non credo. Se appunto c'è un'altra via di uscita. Ci portiamo là. Volevo andare ad esplorare anche un po' più su per vedere se c'erano altre, ma per oggi basta. Casomai torniamo con gli amici di merende. Salire è un conto, scendere è tutta un'altra storia. Siamo risbucati più o meno nel punto di partenza dove c'era la bici. Rientriamo. Mi è rimasta poca batteria e quella che ho portato via, ho sbagliato, non è quella giusta, è di un'altra telecamera, dunque ho solo il 30% di autonomia. Torniamo giù con calma perché, come ho detto prima, non ho i copertoni da enduro. Di qua rientriamo subito, non andiamo a vedere l'altro sentiero perché ormai sono troppo tardi. Sentierino è qui.
qua, qua. Passo davanti, dai. Dai, veloce, veloce, che ho poca batteria, ho poco tempo. E così, giù, fatta. Bon, se finisce la batteria vi saluto subito, tanto andiamo. Vai. Piano. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo giro.